La politica ha le grandi manovre. Sullo scacchiere si muovono le pedine, i cavalli, gli alfieri e persino i nuovi e i vecchi re, da Berlusconi a Monti. Ed è proprio il leader del PDL a muoversi con più decisione in queste ore, tra gentili inviti e ventilate minacce. Tutto in punta di sorriso. Il Cavaliere dipinge il paradiso e l'inferno del Carroccio. In caso di alleanza col Popolo della Libertà, per la Lega c'è già in serbo una poltrona da vice premier, ma il governatore veneto Luca Zaia fa finta di non sentire. Io mi occupo della regione H24, come dico. In tempi non sospetti vi ho detto io non mi occupo di queste vicende, quando tutti i miei colleghi si sono occupati delle vicende della politica. La partita è in mano a Maroni, Maroni dovrà decidere con un doppio ruolo, quello del segretario della Lega da un lato e del candidato presidente di regione in Lombardia dall'altro. Se invece il Carroccio rifiuta le avance del Cavaliere, allora si scatenerebbe l'inferno. Prima Maroni non sarebbe supportato nella corsa per la presidenza della regione Lombardia, poi cadrebbero il Piemonte e il Veneto. Sono assolutamente convinto che il tema nazionale vada a coinvolgere anche il Veneto, così come ha detto Berlusconi, impensabile che un'alleanza così importante in un momento così critico possa passare in qualche modo inosservata rispetto agli equilibri amministrativi locali. Di questo bisogna rendersi conto e bisogna che se ne facciano una ragione anche in regione. Sia ben chiaro, al momento gli scossoni sono solo a parole. Il centrodestra, infatti, è ancora compatto in Veneto. In un gruppo consiliare nella regione noi sosteniamo il Presidente Zaia, l'ho continuato a dire, lo continuo a dire, nelle cose, nei fatti e nelle iniziative. Saremmo traditori se facessimo una politica disfattista. Intanto l'ex ministro leghista Roberto Calderoli replica a Berlusconi a stretto giro di posta. Ok all'alleanza col PDL, ma il candidato premier deve essere qualcuno che non abbia mai votato i decreti Monti. Uno come un altro l'ex ministro dell'economia, Giulio Tremonti. Ma Silvio Berlusconi sembra lanciato e difficilmente a questo punto, nonostante un percorso segnato dalle brusche svolte, farà un passo indietro. Anzi, annuncia che secondo i sondaggi il partito è in rimonta e se in 15 giorni di campagna elettorale è arrivato al 20%, in altri 60 giorni punta a raggiungere il 40%. Numeri, dati, proiezioni. Di questi tempi tutto è utile a far legna, da gettare in un forno sempre più caldo. Il PDL non può lasciar nulla agli avversari, che si chiamino Monti o Bersani. Il gregge del centrodestra va riunito. Per il PDL è questione di sopravvivenza e se la Lega non ci sta, allora muoia Sansone con tutti i filistei.